Venne qua, ma non mi fecero trasera. Mi fecero vedere solo un po' dalla finestra. Lì dentro buio, e lei carbonizzata. E poi niente più ho visto, mi sono sentita male. Non riesce a darsi pace Marcela, la figlia di Maria Rus, una delle due donne rumene rinvenute morte all'alba nella sua casa di Cortile Avenia, nel centro storico di Naro, in provincia di Agrigento. La 54enne è stata rinvenuta semicarbonizzata ed è improbabile ritenere che sia stata avvolta accidentalmente dalle fiamme. La donna, vedova da alcuni anni, era riversa a terra, rivolta verso l'uscita della sua abitazione. Il corpo della mia povera suocera è impossibile che si bruciava così. È troppo, le ustioni sono molto, alla pelle si vedono le ossa, è impossibile. In via Vinci, invece, poco distante da Cortile Avenia, è stato rinvenuto in una chiazza di sangue il corpo di Zelia Zarniscu, 58 anni. La donna è stata in modo evidente colpita mortalmente con degli oggetti contundenti. Sul corpo anche ferite da arma da taglio. La sua abitazione è stata messa a soqquadro. Chi ha assistito alla scena parla di una feroce inaudita, sconvolti i vicini di casa. Non davano disturbo a nessuno, se vedevano salutavano, non davano nessuno disturbo. Questo che hanno fatto questa cosa sono per me dei maiali, dei mostri. Sul posto si è recato il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella. Nulla da dire per adesso, stiamo lavorando, stiamo interrogando, speriamo di arrivare a risolvere questo caso in tempi non lunghissimi. Tutte le ipotesi sono... No, non sono tante. Per l'intera giornata gli inquirenti hanno ascoltato 2 rumeni, ma anche alcune persone di Naro che conoscevano e frequentavano le 2 donne, molto amiche tra di loro. Risuonano e colpiscono forte musica e parole cantate dai bambini dell'Istituto Comprensivo Cesare Battisti di Catania, proprio sotto la lapide che ricorda l'assassinio di Giuseppe Fava 40 anni fa. Nella commemorazione di oggi, prima il corteo dei siciliani giovani partito da Piazza Roma, poi il rituale dei fiori semplici deposti dalla famiglia accanto alla lapide, un mazzo altrettanto essenziale del comune di Catania che insieme alla Fondazione Fava e per volontà e in memoria della sorella di Pippo Fava, Elena, scomparsa nel 2015, hanno deciso di donare 2 strumenti musicali a 2 istituti catanesi. E nel segno delle parole cantate, così come quelle che soffiano nel vento della magica Blowing in the Wind, altra esecuzione studentesca, anche Claudio Fava si è soffermato. Oggi di parole nei confronti di suo padre ne sono state dette tante dalle istituzioni, qui dai ragazzini, dalla gente comune. Che effetto le fanno tante parole? Ho un profondo rifiuto per tutte le parole con le maiuscole, la parola eroe, la parola martire. Mi sembra siano parole finte dietro le quali ci nascondiamo noi vivi. Ogni tanto sento dei ricordi un po' intolleranti, per esempio su un uomo come Giuseppe Fava. Io penso che la tolleranza, cioè la capacità di essere uomo tra tanti, di ascoltare tutti, di avere curiosità e rispetto per le vite di tutti, sia l'eredità sua che ci portiamo dietro. Un dono per lui, le parole di Sergio Mattarella. Io sono molto grato al presidente Mattarella perché queste parole arrivano dopo 40 anni, per la prima volta un presidente della Repubblica ricorda in modo non rituale, non liturgico Giuseppe Fava, ricorda il suo modo di fare giornalista. Una commemorazione a cifra tonda che ha assunto particolare valore simbolico. Ha un valore simbolico, ma in realtà ogni anno è importante, questo è solo a cifra tonda. Il 5 gennaio vogliamo che rimanga sempre nel cuore, nell'impegno di tutti i catanesi, un appuntamento in cui non mancare. Per i siciliani giovani, presenti con la commozione e l'intensità di sempre, il grido resta lo stesso. A che serve vivere se non si ha il coraggio di lottare? Giuseppe Fava! Un delitto che ancora fa rumore, lo ricorda così il giudice Sebastiano Ardita, procuratore del Tribunale di Catania. Ricordo un po' lo stupore anche per la gravità dell'evento, perché comunque si comprese che era un atto che rompeva a Catania un momento di equilibrio che c'era stato per molto tempo. Era un attacco frontale alla cultura antimafia, diciamo alle istituzioni, anche se la vittima era un giornalista. 40 anni fa la mafia a Catania dei poveracci e dei dominaddio, come l'aveva definita Fava, oggi ha cambiato pelle.
La nuova mafia, la mafia nel rapporto che esiste fra criminalità e potere, che si è diffusa e che è diventato un modello vincente, meno aggredibile proprio per le sue grandi coperture e per la sua capacità di non attaccare frontalmente lo Stato, ma di per certi versi blandire la sua azione. Lotta alla mafia che passa anche da un impegno collettivo. Denunciare non basta più, occorrono nuovi modelli di verifica dell'impegno pubblico, dell'impegno privato, ma forse occorre un progetto per la città, un progetto di solidarietà per la città. Erano stati ricoverati al Sant'Antonio Abate di Trapani 2 turisti italiani che, ospiti in un hotel del centro storico del capoluogo, avevano accusato i sintomi della legionella, sintomatologia poi confermata dalle analisi effettuate presso il nosocomio. Entrambi, al momento del ricovero, la vicenda pare risalga al periodo di Natale, manifestavano problemi respiratori. Era scattato da subito il protocollo previsto in questi casi. L'ospedale Sant'Antonio Abate ha informato l'ASP che ha avviato un'azione di monitoraggio eseguendo un controllo presso la struttura ricettiva dove alloggiavano i 2 turisti. Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, pure allertato della vicenda, aveva emesso un'ordinanza a fine dicembre di inibizione all'utilizzo delle camere della struttura ricettiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per tutelare la salute degli ospiti. Gli ulteriori esami effettuati nella struttura ricettiva dai tecnici dell'ASP avevano infatti accertato la presenza del batterio, in particolare in 4 camere dislocate su 3 differenti piani, 2 al primo, 1 al secondo, un'altra al terzo piano. L'ordinanza comunque rimane in vigore fino a quando non verranno adottati da parte del titolare dell'albergo tutti gli accorgimenti indicati dall'ASP. Resta da accertare come i 2 visitatori abbiano contratto la patologia. La malattia si trasmette con l'inalazione di piccole particelle di acqua contaminata. Il batterio si diffonde poi all'interno dell'organismo fino ad arrivare ai polmoni. La trasmissione della legionella avviene tramite rubinetti, fontane, serbatoi e riscaldatori d'acqua e grandi impianti idrici. Sulla vicenda è intervenuto anche il direttore del Dipartimento Prevenzione della Salute dell'ASP, Franco Di Gregorio. È un fenomeno, dice, che richiede l'attenzione di tutti gli enti preposti ai controlli. Bisogna stare attenti soprattutto a quelle strutture che si approvvigionano di acqua dai privati. Non è arrivata ancora al picco previsto tra fine mese ed inizio febbraio, ma è già un incubo, anche perché sta mietendo vittime per lo più giovani o comunque senza particolari patologie. Dopo Aurora, 7 anni di Palermo, e Lidia, 25 anni di Chiaramonte Gulfi, la lista si allunga con le morti, questa volta di 2 uomini di mezza età, avvenute a poca distanza l'una dall'altra al Policlinico di Catania. In questi ultimi casi si tratta del temuto ceppo H1N1 che gli infettivologi definiscono influenza suina, tornata prepotentemente alla ribalta dopo le 250.000 vittime fatte nel mondo nel 2009. Senza voler creare allarmismi, si tratta di un'epidemia altamente contagiosa e che, come detto, colpisce all'improvviso persone sane. È il caso di Giovanni, 59 anni, che aveva festeggiato il Natale con parenti ed amici in piazza Valverde, come ci conferma il sindaco Domenico Caggeggi. Avevamo acceso il falò insieme, era felice di questo falò, fra l'altro faceva parte anche della corale della chiesa, un uomo veramente, ha un papà speciale, amico di tutti. Tosse, febbre alta, problemi respiratori e ricovero prima al Canizzaro e poi al Policlinico di Catania, dove è morto in poche ore. Il sindaco di Valverde ribadisce però che non c'è alcun allarme febbre suina. Non c'è nessun allarme, è un'influenza che tocca tutta l'Italia, 5 tipi di influenza. Certo, l'allarmismo c'è, però non c'è un problema a Valverde perché non ci sono problemi di spazzatura, non c'è nessun allarme sanitario. Si tratta comunque di un'influenza altamente contagiosa, la peggiore degli ultimi 15 anni, hanno spiegato gli infettivologi, che hanno puntato il dito anche sulla scarsa campagna vaccinale di quest'anno. È consigliato l'uso di antivirali, mentre è da escludere una terapia antibiotica. I comuni medicinali da banco assunti per il raffreddore e l'influenza stagionale possono aiutare ad alleviare dolori e febbre. È ormai battaglia aperta tra la RAP e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Al presidente della partecipata, che si occupa della raccolta rifiuti nel capoluogo siciliano, non sono affatto piaciute le dichiarazioni del sindaco sull'emergenza spazzature in città. Lagalla aveva detto: o la RAP trova delle soluzioni o provvederemo in estate in altro modo. La risposta dell'azienda e dei sindacati è lo stop ai doppi turni dei lavoratori. In questo modo la città non potrà che soccombere sotto i cumuli di immondizia che già da giorni la soffocano a causa degli arretrati
concentrati nel periodo natalizio. Giuseppe Todaro, presidente della RAP, sulla atavica emergenza dell'azienda ha detto: il primo problema è il personale. Abbiamo un'età media altissima dei dipendenti che rende il 30% praticamente indisponibile ai lavori pesanti. Mandiamo 70 lavoratori all'anno in pensione. Tra il sindaco e il presidente Todaro ci sarà un incontro nelle prossime ore. Si cercherà di ricucire per evitare un'emergenza nell'emergenza, anche perché da oggi molti dipendenti potrebbero andare in ferie sfruttando il ponte dell'Epifania. Dissidi interni anche nella politica di Palazzo delle Aquile. Dopo Forza Italia anche la Lega attacca l'amministrazione comunale sul concerto di Capodanno in piazza Politeama con l'artista Elodie. La maggioranza di centrodestra che governa la città continua a sgretolarsi, questa volta sull'evento cardine di fine anno voluto fortemente dall'assessore meloniano alla cultura Giampiero Cannella, che è anche segretario regionale di Fratelli d'Italia. Sì, shopping da saldi. Guardiamo per i saldi? Sì, stavo dando un'occhiata. Il primo giorno di saldi in Sicilia parte bene, almeno nelle intenzioni. Ho appena finito le vacanze, quindi magari il budget non è altissimo. Però l'intenzione d'acquisto c'è. Sì, quello sicuramente, perché appunto si è aspettato fino adesso. Secondo le stime di Confcommercio saranno poco più di 800.000 in Sicilia le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 120 euro per un giro d'affari di circa 250 milioni di euro. Ha aspettato il primo giorno? Sì, ho aspettato oggi, anche perché sono libera e quindi ne ho approfittato. Già è andata diretta, sapeva cosa acquistare? Sì, sapevo cosa mi serviva e quindi ho preso quello che mi serviva. Aveva un budget? No, non avevo un budget. Che cosa si acquista durante i saldi? Le cose che servono, che non si comprano a prezzo intero, jeans, pantaloni, maglioni, scarpe, sì, principalmente questo. E abbigliamento comunque, scarpe, maglioni, pantaloni, queste cose, abbigliamento. In via Etnea a Catania si passa da un negozio all'altro alla ricerca dell'occasione giusta. Partono i saldi, come sta andando? Oggi è il primo giorno ufficiale, quindi vedremo. Chiaramente le persone sono sempre alla ricerca di sconti sempre più alti. Secondo me state aspettando le vostre mogli che fanno shopping. Sì, non hai sbagliato. Noi siamo dalla provincia di Ragusa, di Acate. Siete venuti apposta per i saldi? Sì, soprattutto veniamo per i saldi. I saldi proseguiranno fino al 15 marzo. Negli incendi del 24 e 25 luglio scorsi a Palermo, le loro case, le aziende sono andate in fumo. Anni di sacrificio, di ricordi, tutto distrutto dalle fiamme che hanno interessato molte zone di Palermo e provincia. Sono vive per miracolo Cristiana e Bonetta. A distanza di mesi però il ricordo di quella notte è ancora vivo. Questa era la mia casa, una casa dove abbiamo abitato per 32 anni fino a quel terribile 24 luglio. La notte del 24 luglio alle 2 di notte il nostro vicino di casa ci ha svegliato, ci ha avvertito che le fiamme erano arrivate molto vicine alle nostre case e ci ha esortato a scappare immediatamente. Noi abbiamo preso pochissime cose, veramente il biberon di mio figlio di 1 anno, i pannolini e siamo scappati, io, mio figlio di 1 anno, mio padre di 83 anni e mia madre. La beffa è che dopo mesi da quei tragici giorni nulla è cambiato, nessun ristoro, solo promesse e nulla più. Nella finanziaria regionale, nonostante la protezione civile abbia fatto una stima dei danni che ammonterebbero a circa 150 milioni di euro, non c'è tanto spazio per le cosiddette vittime degli incendi. Allora, noi chiediamo, innanzitutto dobbiamo guardare al futuro, quindi chiediamo prevenzione, vogliamo risposte, vogliamo assolutamente che i nostri boschi e le nostre zone verdi siano presidiate, che ci sia un monitoraggio del clima, perché c'era molto caldo da una decina di giorni in Sicilia ed era assolutamente prevedibile ciò che è accaduto, e vogliamo le pulizie, i forestali, le pulizie dei parchi, delle strade, la città metropolitana, cioè qua le amministrazioni devono intervenire. Non è pensabile che il territorio sia così letteralmente abbandonato.
Una marcia silenziosa per sensibilizzare e mobilitare il mondo cattolico e i cittadini affinché siano autentici architetti e artigiani di pace e di fraternità. È l'obiettivo dell'iniziativa promossa dall'Arcidiocesi di Catania in collaborazione con diverse realtà associative e movimenti del territorio e guidata dall'arcivescovo Luigi Renna e dall'imam della Moschea della Misericordia Keith Abdelhafid. Oggi è una giornata importante per la nostra città che testimonia il suo impegno per la pace, una giornata importante. Il nostro augurio che la pace regni nel mondo e che si metta fine a questi massacri che stiamo assistendo ogni giorno in tutte parti, partendo dalla Palestina a Gaza, in Ucraina e in altri posti. I partecipanti si sono radunati nel pomeriggio davanti alla chiesa Sant'Agata al Borgo. Da lì hanno sfilato con dei cartelloni che riportano i nomi dei paesi in guerra lungo la via Etnea. L'evento è ispirato dal messaggio di Papa Francesco per la 57esima giornata mondiale della pace, dal titolo "Per la pace non basta l'intelligenza artificiale, occorre umanità e responsabilità". Quest'anno il messaggio è intelligenza artificiale e pace, perché questo nuovo confine della tecnologia tante volte rischia di essere dimenticato, ma da esso dipende tanto dell'umanità. Dipenderanno le guerre, ma dipendono anche tante scelte di esclusione di alcuni popoli, tanti modi con cui si controlla la democrazia in alcune nazioni. Per cui il Papa ha voluto puntare i fari, per così dire, richiamare la nostra attenzione su quello che sta avvenendo nell'ambito della ricerca sull'intelligenza artificiale e la sua applicazione tecnica a tutto ciò che riguarda la vita dei nostri paesi, non esclusa appunto la soluzione dei conflitti o la vita democratica di un paese. La manifestazione per la pace si è conclusa in Piazza Duomo davanti alla cattedrale. Il Catania batte un colpo, anzi 4, società rosazzurra scatenata sul mercato proprio alla vigilia della ripresa del campionato. Dopo l'ufficializzazione del ritorno in Anna Welbeck avvenuta ieri, oggi pomeriggio è arrivata l'ufficialità anche dell'acquisto dell'attaccante Emanuele Cicerelli, classe 94, esterno offensivo che ha collezionato complessivamente 142 presenze in Serie B con 7 reti e 9 assist con le maglie della Salernitana, conquistando in Granata la promozione in A nel 2021 e quella del Foggia Club in cui si è formato calcisticamente, del Frosinone e della Regina. Per lui maglia numero 30 e Lucarelli ha avuto modo di vederlo già all'opera in alcuni allenamenti. Ma le mosse dei rossazzurri non si fermano qui e sono attesi a breve i comunicati degli ingaggi di altri 3 rinforzi. Il primo è l'attaccante Pietro Cianci, classe 96, prima parte della stagione a Taranto, che porta in dote un bottino di quasi 300 gare da professionista ed una 60ina di reti, ma soprattutto carisma ed esperienza. Altro arrivo quello di Alessandro Celli, difensore, un jolly che Lucarelli conosce bene per averlo allenato alla Ternana. E proprio dalla società umbra arriverà a titolo definitivo con un bonus in caso di promozione in B del Catania. Entrambi hanno già svolto le visite mediche e quindi il loro ingaggio può essere considerato solo una formalità. Così come quello di Rocco Costantino, che anche lui ha già svolto le visite mediche, 33 anni, ultimi 2 campionati e mezzo al Monterosi, con 30 reti all'attivo in campionato, e il classico bomber di categoria. 3 innesti mirati che vanno a rinforzare alcuni reparti dove il Catania nella prima parte della stagione ha sofferto, soprattutto davanti. L'obiettivo è provare ad averli a disposizione già dalla trasferta di domenica a Crotone. Sulla gara invece Lucarelli è stato chiaro e si attende dalla sua squadra di dare continuità dopo il successo di Benevento prima della sosta. Noi quello che abbiamo bisogno in questo momento è di fare un altro risultato positivo, di andare a Crotone col piglio giusto, perché la partita è complicata, perché troviamo una squadra che ci ha già battuto alla prima giornata di campionato, ci ha tirato il collo fino al 120esimo nella partita di Coppa Italia. Avranno il dente avvelenato per quell'eliminazione, avranno il dente avvelenato per l'ultima sconfitta in casa con l'Avellino.